En banda la zona industrial de Montichar che sta a Sic Capanu, occupata da un allevamento de canyoi destinats alla vivisació. E lì si è formato un presidio de set che vuol protestare contro la vivisació. Dalle 6:40 di oggi, 14 ottobre, ci sono 3 ragazze e 2 ragazzi del coordinamento Fermare Green Hill che stanno occupando il tetto di uno dei capannoni dell'allevamento. L'allevamento appunto si chiama Green Hill ed è qui a Montichiari. Attualmente ci sono detenuti 2500 cani, tutti destinati ai laboratori di vivisezione, ed è per questo che noi siamo qui, per chiedere comunque la cessazione dell'attività perché non ha nessun motivo di esistere. Oggi siamo anche qui con un presidio che andrà avanti tutto il giorno e si inoltrerà anche nella notte, anche tutto domani. I ragazzi sul tetto fino a quando resisteranno. Il presidio è un presidio pacifico, ci saranno appunto dei banchetti informativi, ci sarà la possibilità di avere dei cibi, delle vivande calde perché appunto nella notte comunque scenderà il freddo, ed è un presidio rivolto appunto alla dirigenza, cioè ai proprietari dell'allevamento, cioè vogliamo far sentire che siamo ancora qui e che noi tutti vogliamo la chiusura di questo lager, un vero e proprio lager. L'allevamento Green Hill è stato aperto 10 anni fa qui a Montichiari ed è stato rilevato qualche anno fa da una multinazionale che si chiama Marshall, ed è una multinazionale americana che appunto alleva non solo cani beagle ma anche altre specie animali, destinate tutte ai laboratori di vivisezione, alla sperimentazione scientifica. Qui a Montichiari ci sono 2500 cani beagle che sono tenuti in dei capannoni dove non vedono mai la luce del sole, dove sono tutti tenuti appunto in queste gabbie senza la possibilità di uscire, e questa è una grave violazione di una legge regionale che c'è, che tutti i canili devono rispettare, per cui i cani devono avere una determinata metratura dei box, devono poter uscire all'aria aperta e non possono essere più di 200. Invece qui in questo allevamento ce ne sono 2500. Proposte alternative sarebbero per esempio iniziare a fare una vera ricerca scientifica che non implica assolutamente la sperimentazione sugli animali, che anche se avesse un riscontro scientifico, che non ha, noi non potremmo accettare, perché non esiste, non possiamo accettare che ci siano degli esseri viventi che vengono fatti nascere e devono vivere rinchiusi in un allevamento per poi essere venduti a dei laboratori dove vengono di fatto torturati. Questo è moralmente inaccettabile. Comunque la vivisezione è una frode scientifica ed è stato più volte sottolineato da medici che non hanno alcun interesse appunto a reiterare questo tipo di pratica, e qualsiasi medico, qualsiasi scienziato sano di mente e corretto, onesto, dice che non ha assolutamente alcuna rilevanza scientifica. Quello che vogliamo sottolineare è che come coordinamento Fermare Green Hill noi siamo sensibili alla tematica degli animali, alla questione degli animali in questa società, come vengono trattate tutte le specie animali, quindi non solamente i cani, e in questo caso i cani beagle, ma tutti gli animali, quindi anche gli animali che vengono quotidianamente macellati per poi finire sulle tavole dei consumatori, gli animali che sono detenuti negli zoo, nei circhi, piuttosto che vengono scuoiati per fare le pellicce. La questione degli animali è una questione di importanza fondamentale e noi vogliamo sottolineare appunto come gli animali sono costretti a vivere perché la specie umana non riesce comunque ad avere un buon rapporto con gli altri esseri viventi su questo pianeta. Sarà difficile che le persone unite da tutta la Lombardia le possano fare gota contro una multinazionale, ma è anche era che se ne si fa una gota l'ingiustizia le sarà sempre.